la domanda e l'offerta del lavoro. Qual è la situazione oggi? La situazione è molto semplice, bisogna far sì che le imprese vengano difese, come se avessimo un tesoro prezioso da cui viene fuori un nettare importante, un latte fondamentale per i nostri figli e non dobbiamo ammazzare la mucca, non dobbiamo ammazzare questa preziosità che abbiamo, dobbiamo saperla spremere al punto giusto. Si sta uccidendo il sistema, c'è il momento in cui le multinazionali trovano non più neanche immaginabilmente conveniente venire in Italia, non poco conveniente, non è conveniente, quelli che ci sono vanno via, quelli che ci sono vengono ipertassati e bastonati. Voi capite che siamo fuori e rischiamo di uscire dal circuito internazionale degli investimenti. Questo è il problema, perché i posti di lavoro non si trovano per decreto, li deve costruire qualcuno che vende un prodotto, possibilmente nel mondo. Flessibilità da parte delle aziende. Guardi, noi oggi dobbiamo fare chiarezza degli strumenti che ci sono, anche nella manovra ci sono delle buone cose, non è che sia tutto negativo, soprattutto il settore, diciamo, io me ne occupo da molti anni, se in Italia abbiamo svecchiato qualcosa l'abbiamo fatto nel settore del lavoro, va ovviamente finita la riforma, esiste lo staff leasing, esiste già la legge dello Stato, va spiegata, è chiaro che ci sono aree che non hanno convenienza, non so, penso alle cooperative, penso a tutti quelli che non usano il lavoro contrattato, cioè capito che se io uso il lavoro nero non è flessibilità, quella è sfruttamento, sono due cose diverse. Se io faccio un Coco Pro che dura un anno è una cosa, che dura 2 giorni è un'altra. Purtroppo abbiamo delle forme di lavoro che sono al limite e vengono abusate. La forma principale di flessibilità è quella contrattata col sindacato, sono le agenzie per il lavoro, sono nate con 2 o 3 leggi, c'è la rifondazione comunista a governo, è iper garantito quel lavoro, è un lavoro più costoso probabilmente per le aziende. Dov'è il risparmio delle aziende a usare quel lavoro più costoso? Il fatto che lo usano solo nei periodi di bisogno. Queste aziende sono quelle che stanno reggendo la crisi, sono quelle che hanno riconquistato i mercati internazionali, sono quelle che possono, e ve la spiego in termini industriali, accettare una commessa più grande delle loro potenzialità immediate proprio perché possono rapidamente munirsi di manodopera preparata e qualificata affidandola a terzi in questo tipo di gestione. Ma una gestione di ricerca e di selezione, la gestione diretta del dipendente è loro. Questa è una grande innovazione che ha portato Marco Biagi, D'Antona, tutte persone ammazzate. Se non vogliamo ammazzare l'Italia dobbiamo continuare su questa strada. Non è liberalizzando tutto, facendo provvedimenti d'urgenza, dobbiamo semplicemente ascoltare le persone di moderazione, il sindacato, la Confindustria, che hanno trattato e trattano questi temi con consapevolezza e con molta delicatezza. Credo che dobbiamo accelerare l'idea del lavoro flessibile nella mentalità del giovane, non flessibile nel contratto. C'è la possibilità con lo staff lease di assumere da parte delle agenzie il lavoratore a tempo indeterminato. C'è già. Per cui sfruttiamole queste possibilità, le aziende possono alleggerirsi, devono tenersi il know-how principale e all'agenzia il ruolo di promoter, di coaching per il lavoratore per costruire dei piani di carriera. Uno inizia e fa il falegname, poi magari si scopre essere bravo nella lingua e magari va a fare il commerciale in Brasile. Questo è, allora un coaching ha interesse a fare questo, un'azienda che fa solo legname continuerà a tenerti a fare legname. In questo senso la flessibilità, una flessibilità in salita, in vantaggio, e dove la meritocrazia deve farla da padrone, non perché sei figlio di qualcuno. Non è che il figlio del notaio può fare il notaio, il figlio del medico fa il medico. Scusi, ma se suo figlio o se qualcuno ha male non si preoccupa di chi è papà, è il medico che sta curando, cioè si preoccupa che sia bravo. Ma questa cosa qua deve passare in tutto e per tutto. La gente brava va pagata di più e vanno invece costruite le occasioni di ripensamento, di rimodulazione per trovare invece a quelli che non sanno fare bene quel lavoro un altro lavoro. E tutto il paese potrebbe diventare di nuovo competitivo a livello mondiale. Noi dobbiamo andare a vendere i nostri prodotti nel mondo. Siamo 7 miliardi, noi siamo 50 milioni, se spariamo non se ne accorge nessuno. Qui dobbiamo darci tutti quanti una regolata, tutti. Non c'è un colpevole, non c'è un buono o un cattivo, c'è voglia o non voglia di fare le cose. E i giovani in questo devono partecipare alla vita collettiva. Credere che non tutto è contro. Ci sono anche quelli che ritengono che invece sui giovani si possa e si debba puntare per lo sviluppo del paese, cioè io sono uno di quelli.